Prima cosa è che questo libro sono per i bambini dell'Ucraina, ma più importante è che mi auguro che la gioventù d'oggi, che c'è qui in Italia e specialmente nelle scuole, possano leggere e vedere che si può tutto fare, che si può conquistare, che si può avere un molto futuro guardando in avanti e rendersi conto che solo lavorando, solo concentrandosi su certe cose, si possono ottenere dei grandi risultati. Per l'Ucraina io spero di andare in Ucraina e dirci a questi bambini: ragazzi, abbiate fiducia, siamo qui per aiutare voi e ci auguriamo di continuare ad andare avanti affinché voi abbiate un futuro migliore. Questo libro, che è una donazione, ha un QR sul libro indirizzato direttamente al conto corrente dei bambini in Ucraina, a Kiev. C'è un QR, non c'è commercializzazione, praticamente non si può comprare via Amazon o via Mondadori se volontarizzato, ha letto il libro e l'ha trovato molto interessante. È stato un'avventura questo libro, una bella avventura perché si raccontava una bella storia di emigrazione. Siamo abituati a tante storie tristi. Questa è una storia di successo che ha portato un veneto nel mondo, ambasciatore del mondo, a rappresentare il Veneto, a rappresentare le caratteristiche dei veneti, cioè quello della caparbietà, della testardaggine e del sacrificio. Ecco, in questo ho trovato che la nostra casa editrice, che è una casa editrice del Veneto, potesse essere rappresentativa per raccontare questa bella storia.